Bene, pace del Signore a tutti, cari fratelli, sorelle, simpatizzanti, amici e tutti coloro che ci ascoltano, pace del Signore. Il Signore ci sta benedicendo, anche se nelle nostre case, il Signore ci sta proteggendo. Vogliamo con tutto il cuore dire grazie Signore. E io voglio ringraziare il Signore ancora perché sto vedendo, mi sto rendendo conto che il Signore ha posato la sua mano di protezione sopra ognuno di noi, sopra i suoi figli, sopra la sua Chiesa, sopra coloro che lo amano e lo temono. Grazie a Dio perché mi dà modo anche di sentirvi. Ho fatto un giro di telefonate un po' quelli che potevo, un po' tutti. Grazie a Dio sento buone notizie, state tutti bene e quindi ci dà motivo ancora il Signore per ringraziarlo, per lodarlo. Siamo qui ancora in questa occasione registrando questo videomessaggio per incoraggiarci tutti, per incoraggiare la Chiesa e per incoraggiarci insieme come credenti di Vittorio Veneto, di Pieve Edicatore, ma anche tutti coloro che ci ascoltano. Gloria a Dio, è tempo di riflessione, abbiamo tanto tempo stando a casa, quindi vogliamo spenderlo bene, vogliamo stare di più in preghiera, in comunione, vogliamo leggere la parola di Dio di più, condividendo anche con i nostri cari, con i nostri familiari, quella che è la parola del Signore e la preghiera. A proposito della preghiera, volevo leggere alcuni versi insieme a voi, così come li troviamo scritti in Matteo capitolo 6, dal verso 5. Sono delle istruzioni che Gesù dà riguardo proprio la preghiera. E dice così: quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che glieli chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. E poi conclude così Gesù: perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. A me, fin qui, la lettura della parola del Signore riguardo alla preghiera. Le istruzioni di Gesù sono chiare, semplici. La preghiera, c'è una preghiera personale, c'è una preghiera collettiva che riguarda la Chiesa. Come Chiesa, quando ci raduniamo insieme nel locale di culto, oltre a cantare, ad ascoltare la parola, preghiamo, anche c'è un momento di preghiera, di adorazione. Quella è la preghiera collettiva dell'adunanza, della Chiesa. Tutti insieme ci presentiamo davanti a Dio e lo preghiamo, presentiamo le nostre necessità, lo adoriamo. Ma c'è anche una preghiera
che è una preghiera personale. Quando parla Gesù e dice nel segreto, parla del segreto, ci dà l'idea di qualcosa di molto intimo. C'è un'intimità che Gesù desidera condividere con noi, la nostra intimità, quella sfera personale che gli altri non possono condividere o partecipare, ma Gesù vuole partecipare al nostro segreto. È un invito che fa Gesù di entrare nella cameretta personale, quando nessuno ci vede, siamo nella nostra stanza, invochiamo il Signore e parliamo con Lui. Lui è lì, presente, anche quando siamo soli, quando apriamo il nostro cuore, lo cerchiamo nel segreto si rivela il Signore. È molto profondo questo insegnamento e veramente vorrei riuscire con tutto il mio cuore a trasmettervi quello che il Signore mi sta mettendo dentro e quello che anche come esperienza io ho provato e provo ancora ogni volta che mi trovo da solo, ogni volta che chiudo gli occhi, alleluia, e rivolgo la mia preghiera al Signore. Io parlo con Lui, parlo con Dio, so che Lui mi ascolta, alleluia, e dentro di me scende una meravigliosa certezza. Il peso che ho dentro svanisce perché do a Lui il mio peso. Ecco, è un meraviglioso invito che fa il Signore Gesù e io vi invito a cogliere questo invito. Innanzitutto ci invita il Signore anche alla sincerità. Quando pregate non siate come gli ipocriti. L'ipocrita è una persona falsa. L'ipocrita è una persona che vuole apparire. L'ipocrita è una persona che vuol far credere agli altri di essere quello che non è. È colui che recita una parte, è un attore. Ma il Signore sa quello che noi siamo. Dio sa chi sei. Dio conosce profondamente il tuo cuore e il mio cuore. Non siate come gli ipocriti. Apriamoci al Signore, apriamoci alla presenza del Signore. E in questo momento tu che ascolti, sappi una cosa, che anche se stai guardando il video, sappi che il Signore ti sta parlando per mezzo della sua parola e sta esaminando il tuo cuore. Quindi quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Noi serviamo il Signore non per essere visti dagli uomini, ma per essere visti da Lui. Alleluia, io voglio che il Signore veda quello che c'è nel mio cuore. Io desidero che Dio esamini il mio cuore. E la mia preghiera è: Signore, guarda nel mio cuore. Vedi se c'è in me qualcosa che a te non piace e spazzalo via, Signore. Alleluia. Quindi non dobbiamo fare tutto per essere visti dagli uomini. Ora, qual è il premio di queste persone? È quello il premio, cioè sono visti dagli uomini, e quello è il loro obiettivo, essere visti dagli uomini, e quello riceveranno come premio. Ma tu, ma tu è importante, tu che vuoi fare la differenza, tu che vuoi essere diverso, tu che vuoi essere partecipe della mia Chiesa, ma tu che vuoi seguirmi, ma tu che vuoi essere mio discepolo, ma tu che vuoi predicare la mia parola, ma tu che vuoi impegnarti nell'opera del Signore, ma tu che vuoi essere diverso. Quando preghi, entra nella tua cameretta
è chiusa la porta. È importante non solo entrare nella cameretta, ma anche chiudere la porta, fare in modo che le cose esterne non influiscano su quel momento particolare e speciale di intimità fra te e il Signore, l'Iddio creatore, fra te e Gesù il tuo Salvatore, fra te e lo Spirito Santo. Alleluia. E rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. Alleluia. Il Padre tuo che è nel segreto. Sì, Dio è nel segreto, nel senso che per incontrare Dio bisogna intraprendere questa strada di intimità e di apertura del cuore. È nel segreto, non tutti possono arrivare a Dio. Dio si offre a tutti, ma non tutti riescono ad arrivare a Dio, solo chi intraprende questa strada, la strada del segreto. Quel segreto che può essere condiviso dal Padre nostro che è nei cieli. Il Padre è nel segreto e si rivela a noi, si è rivelato nella nostra vita. Alleluia. E il Padre tuo che è nel segreto, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Quando ti apri al Signore, quando ci apriamo, avremo sicuramente la nostra ricompensa. Dio sempre ci premierà. Quando finiremo la preghiera, quando finiremo di confidare al Signore ogni cosa, alleluia, sicuramente riceveremo la nostra ricompensa. Gloria a Dio, io posso testimoniare questo. Cari amici, cari fratelli e sorelle che ascoltate, sicuramente molti di voi hanno, come me, realizzato questo, sperimentato questo, la ricompensa che viene dal Signore. Quante volte sono stato ai piedi del Signore, afflitto, scoraggiato, triste, e mentre prego, alleluia, quella meravigliosa certezza scende nel mio cuore, riesce a trasformare il Signore con la sua presenza ogni tristezza in gioia. Alleluia, il peso svanisce, non è più un peso insopportabile, ma diventa un peso leggero. Alleluia, e ti viene il desiderio profondo, quel desiderio che sa darti solo lo Spirito Santo, di dare gloria al nome del Signore, di ringraziare il Signore. Quando finisci di pregare, alleluia, ti sembra di aver toccato il cielo. Alleluia, gloria al Signore. È bello fare questa esperienza, è un'esperienza accessibile a tutti, possibile a tutti. Anche tu, amico che ascolti, puoi fare questa esperienza se vai a Cristo Gesù con tutto il tuo cuore. Alleluia. Poi dice il Signore: nel pregare non usate troppe parole, come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Sapete, il Signore non si lascia convincere dalle nostre parole. Alleluia, Dio sa ogni cosa, guarda nel segreto, come detto, conosce profondamente ogni cosa. Non possiamo nascondere nulla al Signore, non possiamo convincere il Signore con le nostre parole. Alleluia, possiamo però fare in modo che il Signore stenda la sua mano su di noi. Possiamo, con la nostra sincerità, con il nostro bisogno, con il nostro amore verso di Lui, fare in modo che il Signore stenda la sua mano su ognuno di noi. Quindi non sono le nostre parole. A volte la preghiera può essere anche silenziosa. Possiamo anche non esprimere parola con la bocca, ma interiormente, nel cuore, possiamo gridare a Dio. E possiamo rivolgere a Dio una preghiera profonda che nasce dal nostro cuore. Alleluia. E quella è la preghiera che il Signore accetta, che il Signore gradisce, quella preghiera che nasce dal profondo del cuore. Alleluia.
Quando dice il Signore pregate così, la famosa preghiera del Padre nostro, non vuole intendere di ripetere le stesse parole, di recitare questa preghiera, per carità, qualcuno a volte si sente anche di fare questa preghiera, di ripetere le stesse parole di Gesù, sono momenti, alleluia, nessuno giudica, gloria al Signore, ma il Signore col Padre nostro intende dare un modello di preghiera, cioè la preghiera va rivolta al Padre, Padre nostro, alleluia, si loda il Padre, si prega affinché la gloria di Dio, il Padre, e la sua gloria sia manifesta in tutto il mondo, sia santificato il tuo nome. Il nome di Dio deve essere santificato, non bestemmiato, non vituperato, ma santificato. Alleluia. Poi si esprime il bisogno, ci si affida a Lui ed ogni cosa la si chiede nel nome e per i meriti di Gesù Cristo nostro Signore. Si chiede aiuto al Signore per ogni cosa, sia per le cose materiali che anche per le cose spirituali. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Gloria al Signore, cioè dacci il pane quotidiano, l'essenziale, le cose necessarie per vivere, per mangiare. Alleluia, ma aiutaci anche nelle cose spirituali, rimetti i miei debiti, Signore. Se sono mancante verso di te, perdonami, come anch'io devo perdonare gli altri. Signore, perdona me e anch'io perdonerò gli altri, Signore. Amen. Alleluia. Non ci esporre alla tentazione. Come credenti siamo combattuti, tentati. È come dire, Signore, aiutaci a non essere di fronte alle tentazioni perché non siamo forti. Alleluia. Liberaci dal maligno. Amen. Liberaci, Signore, dal maligno. Alleluia. L'autore di ogni male, il maligno. Non voglio ripetere altro, non voglio neanche nominare questo soggetto, ma sicuramente è fonte di ogni male, che è già sconfitto. Lui sa la sua fine, è sconfitto nel nome di Gesù. Gesù ha vinto per noi, sapete? Alla croce Gesù ha vinto per te e per me, ha vinto la morte, ha vinto il peccato, ha vinto il nemico delle anime nostre. Alleluia, quindi noi siamo già vincitori. Siamo vincitori in Cristo Gesù il nostro Signore. Alleluia. Vogliamo ringraziare il Signore, fratelli e sorelle. Ci sarebbe tante altre cose da dire, ci sarebbero. Io spero di avervi trasmesso qualcosa da parte del Signore. Voglio invitarvi ancora a pregare con me al Signore. Chiniamo il capo, chiudiamo gli occhi e apriamo il cuore a Gesù. Alleluia, gloria al tuo nome. Signore, grazie per questa parola. Benedicila, Signore, i nostri cuori. Benedici coloro che hanno ascoltato, che ascoltano e che ascolteranno ancora, Signore. O Signore, continua a salvare. Guarisci, Signore. Stendi la tua mano. Abbiamo bisogno di te, Signore. Ti preghiamo, tienici stretti a te, Signore. Alleluia, rimani con noi tutti, Signore. Padre Celeste, te lo chiediamo, Padre, nel nome di Gesù, il tuo figliuolo, che è benedetto in eterno. Amen, amen. Gloria al Signore. Dio ci benedica. Alla prossima.